Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista qui al Dorando Petri per la 8ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B, in cui i ragazzi di Mirko Bertolucci affronteranno i cugini tirrenici del Sarzana. E era molto tempo che non ci vedevamo, dal lontano 21 dicembre la Pumas non disputa una partita casalinga, un calendario pazzerello, complice anche il numero dispari delle squadre che ha fatto saltare diverse giornate casalinghe. E io sono Paolo Lazzarini e alla regia Luis Carrieri. Passiamo ora alle formazioni. Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri, Gabriel D'Altorione, allenatore Mirko Bertolucci. Per l'Hockey Sarzana, Alessio Perroni, Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Matteo Pistelli, Lorenzo Angeletti, Andrea Perroni, Kevin Farina, Alessio Lavagetti, Edoardo Stefanucci, allenatore José Oscar Viana. Sì, dicevamo appunto, da lungo tempo la Pumas non disputa una partita casalinga. Nel frattempo prima di questa serie è stata a Salerno, in cui a giornata disputata contro il Castiglione una vittoria per 4-6. Intanto si va avanti con i consueti saluti di rito, un primo tempo in cui i ragazzi si scombriano il 5. Ne approfittiamo anche per dare uno sguardo alla classifica. Aspettate che apro la schermata e la classifica vede il Camaiore al primo posto con 15 punti, seguito a pari merito dal Roller Matera, alleato con il Sarzana però al quinto posto per differenza reti, al sesto posto il Viareggio Hockey con 6 punti, al settimo posto il Prato con 3 punti, all'ottavo e penultimo posto l'Hockey Follonica con 3 punti, a 3 punti fermo come fanalino di coda per differenza reti anche il Roller Salerno. Le ultime indicazioni dei rispettivi tecnici intanto. Temperatura non rigida come l'ultima occasione in cui ci eravamo lasciati questa sera, un po' di scirocco sulla costa tirrenica ha stemperato le temperature rigide di questo inizio gennaio. Tutto pronto, l'arbitro della seriata è il signor Toti della sezione di Salerno, assistito al banco da Capparelli di Viareggio. Intanto la Puma schiera come starting five Pezzini, Bigatti, Marchetti, Oscar Mora e il solito portierone, estremo difensore viareggino Thomas Mechini. Per il Sarzana, Perroni, Lavagetti, Pistelli e il fratello Perroni in porta ancora. Il nome, si tratta di Alessio. Alessio è il portiere, Andrea è il giocatore di movimento. Tanto c'è una pallinata rimediata da Marchetti su un tiro dalla distanza. Pensavo avesse preso il parastinco, invece no, probabilmente è andato un po' sopra, o forse la parte posteriore del polpaccio. Tanto Lavagetti sulla battuta per Pistelli che è imposta per i suoi, apre per Perroni in discesa dal metapista avversaria, poi Lavagetti riceve la balaustra, pressato da Pezzini, può ripartire intanto Marchetti per la Pumas, apre per Bigatti sulla sinistra, poi in profondità per Paceco, Oscar Mora, scusate, Marchetti ancora sulla destra, in profondità per Bigatti all'angolo, coperto da Pistelli. Poi da retroporta si risale con Pezzini che scarica per Mora, discende diagonale sul secondo palo, al bacio per Bigatti che non è riuscito a chiudere a rete. Tanto Angeletti appoggia a Pistelli che va a girare retroporta, pressato da diversi viareggini. Poi c'è ancora il raddoppio su Pistelli che tiene la pallina contro balaustra e commette anche il gioco da terra nel frattempo, e quindi sarà una rimessa di seconda per la Pumas.
Marchetti per Bigatti, alza la testa Bigatti e apre per Pezzini, che a sua volta appoggia a Marchetti. Ancora Mora, poi Pezzini. Staffilata di Mora anche a cercare la deviazione di Marchetti in posizione di centro area, inconsueta per lui. Poi pressatissimo Angeletti cerca di aprire per Andrea Perroni e Cirielli, ma Perroni subisce la posizione fallosa di Marchetti. Primo fallo di squadra dunque ai danni della Pumas, trascorsi quasi 2 minuti di gara. Pistelli si invola sulla sinistra, alza la testa, cerca un filtrante, ma capisce tutto Oscar Mora, che a sua volta perde l'aggancio con la pallina a favore di Angeletti. Angeletti intanto imposta per i suoi, appoggia a Perroni, staffilata da posizione centrale di Perroni risponde Thomas McKinney. Aveva qualche giocatore davanti a sé, ma è stato sicuro nel respingere la pallina. Tanto Pezzini, Mora e Marchetti, ancora Pezzini sulla sinistra, alza la testa, poi cambia tutto sulla destra per Marchetti, porta il blocco, lo sfrutta Marchetti, scarico per Mora che perde l'attimo, poi serie di ganci e batte i due avversari con grande destrezza. Tanto Pezzini, Mora, pochi secondi alla fine del possesso, finte di Mora, si andrà al tiro, diagonale di Mora, respinge Perroni, Alessio con agevolezza. Tanto ancora un secondo fallo su Angeletti a soli 2 minuti e 46 secondi dall'inizio del match, 2 falli. Lavagetti sulla battuta, pronto a ricevere Pistelli, alza la testa Pistelli, sfrutta il blocco, poi cerca un'apertura ma la pallina è deviata, recupera Perroni, apre per Angeletti sulla destra, Angeletti alza la testa, cambia tutto per Lavagetti che non aggancia. Ancora Pistelli si invola sulla sinistra, staffilata diagonale di molto al lato, può ripartire la Pumas con Marchetti che imposta per i suoi ed apre per Mora sulla destra. Mora poi in profondità per Bigatti che gira tutto per Pezzini, poi si ritorna nella propria metà pista con Marchetti, Mora sulla destra, poi in profondità per Bigatti che decide ancora di restituire la palla al compagno, sfrutta il blocco Mora e sta affilata, c'è stata una deviazione di Bigatti molto intelligente, purtroppo non ha colto lo specchio della porta ma è uscita di una ventina di centimetri. Poi intanto Pezzini, Marchetti, serie di finte, poi è chiuso da Lavagetti che appoggia Perroni, riparte la Pumas con Andrea Perroni, lancio di Perroni agganciato ottimamente da Pistelli al volo, bellissimo l'aggancio difficoltoso di Pistelli che poi non è riuscito a trovare lo specchio. Ancora Perroni, ancora lancio in profondità, ma capisce tutto Pezzini che poi subisce fallo da parte di Lavagetti ed è il primo fallo del Sarzana, ad un fallo, a 2 falli invece la Pumas, lo ricordiamo. Mora nella propria metà pista sulla sinistra, cambia tutto sulla destra per Pezzini, poi Pezzini va in profondità all'angolo con Bigatti, non trova compagno liberi, ci incischia un po' con la pallina ma poi va in soccorso Pezzini, scarica a Mora in posizione invitante, cercava forse un secondo palo o un appoggio a volo a Marchetti ma è stato deviato. Chiede calma nell'impostazione dell'azione Mirko Bertolucci, meno fretta nel cercare di concludere. Tanto Angeletti aggancia la pallina e risale, pressato da un Viareggino, poi pista
Pistelli gioca di sponda e cerca di andare via a Pezzini, ma è granitico in difesa il Viareggino, che poi perde la palla a favore di Pistelli, che fortunatamente per la Pumas scivola. Pezzini appoggia Mora, Mora cerca sul secondo palo in modo velleitario Bigatti e si lamenta per questo passaggio pretenzioso Mirko Bertolucci. Probabilmente chiedeva di rigiocarla dietro anziché cercare questo passaggio in taglio. Una parata da seduto praticamente da parte di Mecchini sul tiro di prima intenzione di Angeletti. Sembra tutto facile, ma vi assicuro che non lo era. Era un tiro che poteva sorprendere l'estremo difensore Viareggino, molto attento nonostante non fosse in posizione ottimale. Marchetti appoggia a Pezzini che sbaglia l'aggancio, poi ancora prestato Pezzini, se ne va, ingaggio con Lavagetti che poi esce vittorioso dal contrasto, poi disponda Lavagetti a cercare Pistelli che discende nella propria metà pista, appoggia ancora Lavagetti, anticipo di Marchetti, scarico a Pezzini che però non era nell'esatta posizione. Bigatti, tiro accompagnato, respinge Perroni. Può ripartire dunque il cronometro per la Pumas. Poi Mora per ancora Mora, finta e appoggio a Marchetti, si manovra nella metà pista, poi c'è questo lancio rasoterra a favore di Marchetti che devia e la pallina va di poco al lato. Tanto Pistelli, braccato da Pezzini, commette gioco da terra. Tanto riparte Marchetti, va a girare retroporta subendo la pressione di Angeletti, poi il retropassaggio a dare respiro ora per Mora che trova Bigatti in posizione centrale, poi appoggio a Pezzini, serie di finte, Marchetti sulla sinistra, ancora Pezzini nella propria metà pista, discende in velocità, sfrutta il blocco e poi diagonale deviato da un sarzanese, sarà rimessa di seconda dal vertice basso destro del metacampo avversaria, dell'area di rigore avversaria. Marchetti nella propria metà pista sfrutta il blocco, lancio deviato da Angeletti, ma se rimpossessa la pallina Marchetti appoggia a Mora sulla destra. Bisogna andare a concludere, mancano 5 secondi. Pezzini, tiro alla bene e meglio, ma recupera la pallina Angeletti. Lancio di Angeletti per Pistelli, un rasoterra, poi deviazione sul passaggio di Pistelli, recupera la pallina Bigatti, cerca sul secondo palo Pezzini che non aggancia per un pelo. Ancora Bigatti si gira, è pressato, non trova il pertugio, poi sbaglia l'appoggio in diagonale, riparte Pistelli, appoggia Angeletti e fa buona guardia sul rimorchio di Angeletti Mecchini, poi non va a buon fine la ripartenza Viareggina. Chiede time out Mirko Bertolucci intanto. Pistelli cerca un secondo palo, ma la pallina è arretrata rispetto a Lavagetti. Ora Pistelli, Perroni, Pistelli, cambia tutto per Angeletti sulla sinistra, poi Angeletti smarca sulla destra Perroni che scivola, poi porta giù anche Pezzini che sbaglia l'apertura frettolosa, recupera la pallina Perroni, scarico Lavagetti che non aggancia, tanto Mora, testa a testa per Mora con Angeletti, poi va a girare retroporta e perde la pallina a favore del sarzanese. Porta pallina Angeletti, poi Bigatti recupera la pallina, la riperde poi Mora, riparte Perroni, si accentra, poi scarico per Angeletti che poi cerca a volo sul secondo palo Lavagetti, la pallina era alta probabilmente, forse al di sopra dell'1,50. Ancora Bigatti, retropassaggio per Marchetti sulla destra,
poi si cambia tutto sulla sinistra per Mora che trova in profondità Pezzini per Marchetti nella propria metà pista. Ora intanto è entrato Elia Cardelli, 2 sostituzioni, Cardelli e Carrieri, che va subito a posizionarsi a centro area e come potete notare indossa una mascherina a causa di un colpo proibito subito nella scorsa giornata in quel di Follonica. Si sospettava una frattura, poi così non è stato, ma è comunque dopo una protezione per proteggere la contusione. Intanto Carrieri fatica in questi ultimi minuti la Pumas a trovare la via della porta. Intanto Elia cerca di smarcare Carrieri a centropista, ma nulla di fatto. Lavagetti anticipa, apre per Perroni, ancora Lavagetti, Pistelli sulla sinistra in profondità per Angeletti che risale, si accentra. C'è una coltre di stecche degli atleti viareggini, poi Andreani con il numero 8 non è entrato, recupera la pallina, appoggia a Pistelli, poi Pistelli subisce la pressione fallosa di un viareggino, non ricordo chi, probabilmente Elia Cardella, in ritardo in marcatura. C'è questa trattenuta e Totti ha decretato la punizione diretta per chiara occasione da rete, quindi niente blu ma fallo su chiara occasione da gol. Decisione tutto sommato giusta quella dell'arbitro Totti, non era un aggancio. Sì, Pumas che negli ultimi minuti fatica a trovare lo specchio della porta come invece ha fatto nelle scorse giornate. Una buona prova difensiva sin qua dei ragazzi di Vian. Tanto la prima sirena dice che i portieri possono andare a posizionarsi nella propria gabbia. 14 minuti alla fine del match, a 2 falli la Pumas, ad 1 fallo il Sarzana, partita corretta e molto scorrevole, a parte questo ultimo fallo ai danni di Perroni, che ha l'occasione di portare i propri compagni in vantaggio a 14 minuti dalla fine della prima metà. Perroni, vedremo se opterà per un tiro di prima intenzione o un avanzamento e tiro. Giocatore dotato di un tiro potente, ci sta che compie l'avanzamento e tiro, invece avanza, poi finta, parata ottima con i gambali da parte di Marchetti, di Mechini, che non si fa ipnotizzare dal sarzanese. Intanto Angeletti, pallina alta, l'arbitro non lascia correre, sembrava al di sopra nettamente dell'1,50. Tanto allora Pumas che si difende ancora, Angeletti porta pallina all'angolo, pressato da Cardella, risale, si fa largo Angeletti, cerca di proteggere la pallina, poi raddoppio Marchetti, poi recupera la pallina Cardella e c'è un atterramento a detta di Totti di Cardella, uno sgambetto. Lamenta Angeletti di aver ricevuto per primo il fallo. Quindi una massima posizione con espulsione, questa volta invece a favore della Pumas, sulla battuta Elia Cardella. Cardella, vedremo, dotato di un tiro potente, tira di prima intenzione, para con i gambali Alessio Perroni, poi si proseguirà dunque con una superiorità numerica per la Pumas. Carrieri appoggia a Marchetti, poi Cardella, Carrieri in basso in posizione angolata,
poi Marchetti, finta scarico per Carrieri che si accentra, ha il Pertugio e poi non riesce ad inquadrare la porta, praticamente era un tiro a portiere battuto, aveva molto specchio, tanto Marchetti, Cardella, peccato per questa occasionissima, fa tutto bene ma conclude fuori dallo specchio, tanto tiro, staffilata parata agevolmente da Alessio Perroni. Dunque ingaggio a 2, Bigatti e Pistelli sull'ingaggio. Carrieri si impossessa della pallina, reimposta Cardella, finta, carico a Marchetti, tiro agevolmente parato da Perroni, poi Carrieri, Cardella finta il tiro, appoggia Marchetti, diagonale a cercare sul secondo palo Carrieri che non è riuscito a trovare il tempo giusto, ancora staffilata potente, respinta agevolmente comunque da Alessio Perroni, poi si impossessa della pallina Pistelli, va a perdere tempo giustamente all'angolo, pressante Viareggini, poi tiene la pallina contro la balaustra e l'arbitro Totti dichiara la rimessa di seconda e poi un fallo supplementare per perdita di tempo ed è il secondo per il Sarzana. Cardella, finta di tiro, scarico a Marchetti, poi in profondità per Carrieri che appoggia nuovamente a Cardella, ancora Carrieri, cerca di accentrarsi, poi scarica ottimamente a Cardella, a Marchetti che tira dal vertice alto dell'area di rigore, tiro debole. Tanto l'arbitro ha decretato una trattenuta della pallina contro la balaustra probabilmente da parte di Pistelli che si lamenta. Rimessa di seconda dunque per la Pumas dal vertice basso. Mancano 13 secondi alla fine della superiorità numerica non sfruttata a dovere dai ragazzi di Mirko Bertolucci. Poi c'è questo tiro di molto a lato di Cardella, ancora, e questa volta prova all'angolo dalla parte della stecca di Perroni e buca l'estremo difensore sarzanese per l'1-0 a 11 minuti e 22 secondi dalla fine della prima metà. Tiro potentissimo, c'è da dire tuttavia che Alessio Perroni non aveva molti giocatori davanti, si è fatto un po' sorprendere da questa staffilata, ma era veramente importante. Intanto discende Lavagetti, diagonale, rete esterna per Lavagetti, poi Angeletti appoggia nella propria metà pista Pistelli, poi perde la pallina, la recupera Bigatti a testa con Perroni, poi riparte Angeletti che apre dalla parte opposta per Pistelli che non aggancia, Carrieri in possesso della pallina imposta per i suoi, appoggia Marchetti in profondità poi per Bigatti, poi ancora nel retroporta Carrieri, serie di finte per Carrieri, poi appoggio a Bigatti che risale dal retroporta, Cardella nella propria metà pista va in forcing, sta affilata, c'è stata una deviazione da parte di Bigatti, ancora Cardella, apre per Carrieri incerto nel controllo, poi ancora Carrieri smarca Cardella, in taglio Bigatti cerca di una deviazione a volo che non va a buon fine, poi sbaglia l'appoggio a Carrieri, si rimpossessa poi della pallina e manovra nel retroporta sempre a favore di Carrieri. Cardella nella propria metà pista, è entrato intanto Giovanni Pesavento, poi esce anche Bigatti al posto per l'ingresso di Mora, il cileno ingaggiato quest'anno dalla Pumas. Tanto Cardella scarica per Oscar Mora, poi che sbaglia l'appoggio, ma è provvidenziale il recupero di
Pesavento, ancora Mora, sta affilata a cercare sul secondo palo Cardella, ma riparte il Sarzana, sbaglia il lancio Angeletti, poi Mora, alza la testa Mora, guarda se c'è qualcuno libero, lo trova in Carrieri che poi dà respiro alla manovra con questo retropassaggio per Cardella. Pesavento fa possesso alla balaustra, scarica a Cardella, poi Mora, Cardella, ancora Pesavento, si accentra, porta il blocco, non lo sfrutta dalla parte giusta Cardella, poi cerca sul secondo palo Carrieri, ma la pallina è deviata. Ancora Pesavento, Carrieri va in forcing ma poi decide di ragionare, alza la testa all'angolo, poi appoggia a Pesavento che risale, appoggia a Mora, poi cambia tutto Mora per Cardella, dà il cambio con Mora, poi il passaggio è debole, respinge Perroni, tanto Lavagetti, lancio di Lavagetti deviato, Mora cerca di servire in taglio Elia Cardella, occorrerebbe più concentrazione in queste occasionissime, ha tirato un siluro peraltro spreciso Mora, ci vuole più tranquillità e calma in queste occasioni di superiorità. Cardella appoggia a Mora, ancora Cardella sulla destra, Pesavento sfrutta il blocco, Pesavento scarica Elia Cardella e poi cerca la deviazione Cardella di Mora che non va a buon fine, ma era intelligente la manovra viareggina. Tanto Angeletti pressato da Cardella, lancio ottimo per Carrieri che poi si invola alla corte di Perroni e lo batte dalla parte del guantone, la prova a sinistra per il 2-0 a 7 minuti e 14 secondi alla fine del match. Bellissimo l'aggancio all'indietro eseguito da parte di Carrieri e poi il tu per tu vincente contro Perroni Alessio per il 2-0 della Pumas. Ottima tutta l'azione, sia il lancio di Cardella che la conclusione di Carrieri, dotato di una tecnica straordinaria. Intanto c'è Lavagetti che in due tempi va a concludere di fronte a Mechini, prima con una deviazione, poi con un tiro debole su ribattuta. Intanto non è entrato per Pesavento che cambia tutto per Mora va in forcing, si accentra, cerca la deviazione di Carrieri che ancora buca sul secondo palo, questa volta Perroni per il 3-0 a 6 minuti e 41 secondi. Triangolazione vincente, deviazione a volo di Carrieri sulla quale nulla ha potuto Perroni, azione fulminea dei ragazzi di Mirko Bertolucci, magistrale la manovra dei rossoverdi. Quindi un 1-2 vincente da parte di Carrieri, siglato in circa 1 minuto e mezzo, 2 se non erro. La Pumas sblocca notevolmente il risultato, che ha faticato a sbloccarsi per circa una quindicina di minuti con una manovra sostanzialmente sterile nelle prime fasi, che non ha visto la Pumas andare di fronte a Perroni in modo, diciamo, deciso e ficcante, ma poi si è rifatta la formazione di Mirko Bertolucci con la punizione di prima e poi questi 2 gol in rapida successione da parte di Carrieri. Partita sostanzialmente corretta, 2 falli per parte. Angeletti sulla destra,
va a girare nel retroporta pressato da Mora, poi cerca un passaggio filtrante che è intuito e anticipato da Mora, serie di finte, scarico poi di Mora a Carrieri che manovra a metà pista. Carrieri finta di consegnare la pallina e poi prosegue, cerca un compagno sul palo opposto. Bellissima questa azione, meno preciso il passaggio finale. Finta di passaggio per Carrieri e poi penetrazione, bellissima azione. Tanto ancora Carrieri in manovra, appoggia Pesavento, Mora, Carrieri alza la testa, si accentra, scarica a pezzini nella propria metà pista, poi ancora Pesavento, sfrutta il blocco, appoggia a Mora, finta per Mora e poi scarico a Pesavento che tira dalla distanza e intuisce tutto Perroni. Quindi Angeletti, tiro di Angeletti che impegna Becchini con il guantone, tanto Pistelli, Angeletti che non aggancia la pallina, Pezzini, Pesavento, cincisca con la pallina Pesavento, la ruba Angeletti, poi cerca un forcing ma finisce per perdere la pallina il sarzanese. Mora in profondità per Carrieri, porta il blocco Mora, Carrieri fa inversione, poi è pressato fallosamente da Angeletti che commette il terzo fallo, a 2 falli invece la Pumas. Carrieri fa possesso, poi scarica Mora in posizione centrale a metà pista, poi in seconda istanza sulla ribattuta Pesavento, sulla respinta di Perroni, poi Angeletti riparte, fa possesso la balaustra, raddoppia Mora, ancora Angeletti pressato, si impegna su Pistelli ma infrazione di 5 secondi decretata dall'arbitro Toti. Mora, Pesavento gestisce la pallina nel retroporta, cerca di beffare il portiere e c'era quasi riuscito, si era creato uno spazio, non è riuscito a chiudere la pallina sul palo e ha eseguito un tiro centrale, la pallina è praticamente rimbalzata sopra un incosciente, un inconsapevole Perroni. Intelligente comunque l'intuizione di Pesavento, tanto Pezzini rasoterra a limite dell'area per Carrieri che non riesce a trovare lo specchio della porta. Perroni intanto alza la testa, è pressato, lancia Lavagetti che è anticipato da Pezzini, no look per Carrieri ma riparte Sarzanen con Angeletti testa a testa ed alza e scaccia magnificamente eseguito da Angeletti. Magistrale gioco di stecca di Angeletti che si alza la pallina in modo velocissimo e schiaccia per il 3-1 a 3 minuti e 22 secondi dalla fine della prima metà. La pallina persa ha causato praticamente un 2 contro 1 a favore dei ragazzi del Sarzana che hanno punito questa volta la Pumas con l'alza e schiaccia di Angeletti. Mora per Pezzini, Carrieri, Pesavento incrocia con Carrieri che poi va in forcing, si insinua nelle maglie della difesa sarzanese ma non riesce a battere a rete con la dovuta precisione. Tanto Pistelli, serie di finte, batte un avversario, poi cerca lo scarico su Lavagetti che a sua volta trova in taglio Pistelli però che era troppo ormai al di là della porta per concludere.
riparte Pesavento, scarica Pezzini, Pesavento raccato, riparte Perroni, scarico no look per Pistelli che innalza e scaccia, si fa parare la pallina da Mechini. Sì, Angeletti, scusate, Angeletti. Tanto Mechini era andata a sistemare l'attrezzatura, rimessa di seconda per il Sarzana, Angeletti sulla battuta, Perroni, ancora Andrea Perroni, di sponda per Lavagetti che sfrutta l'incrocio con Pistelli, poi gioca di sponda per Angeletti, anticipato da Mora, poi lotta ancora Mora caparbiamente alla balaustra, subisce la pressione, ma riparte la Pumas, Carrieri ragiona e fa inversione, appoggia a Pesavento che cambia tutto per Mora, ancora Pesavento nella propria metà pista, Mora sulla destra, porta il blocco Pesavento, lo sfrutta Mora, prosegue Mora, ha il pertugio e la pallina va al lato di una cinquantina di centimetri, il Ciro ci stava tutto, ancora Pezzini, poi scarico per Carrieri alla balaustra in basso, appoggia a Pesavento, Pesavento disimpegna su Carrieri che impegna di prima intenzione Perroni, fulminea la conclusione di Carrieri, un po' centrale, tanto Mora recupera la pallina su Lavagetti, di sponda per Pesavento, Pesavento per Carrieri che va all'angolo, lotta con Perroni che lo spinge, ancora Carrieri, bellissimo scarico per Mora che poi coglie i parastinchi di Pistelli, va a girare Pistelli dietro la porta, subisce la pressione di Mora, poi in soccorso Angeletti recupera la pallina, fa possesso, porta ancora la pallina sulla sponda destra, è ora raddoppiato, prosegue nel retroporta, Pistelli poi, staffilata di Pistelli, palo di Pistelli a portiere battuto, era andato da tutt'altra parte Thomas Mechini, poi c'è un fallo di squadra combinato a danni della Pumas, il terzo, siamo a 3 falli per parte, 41 secondi alla fine della prima metà, Pistelli nella prima metà, finta di tiro, poi forcing di Pistelli, poi scarico a centro area per Perroni che non aggancia, riparte Pezzini, ancora in forcing Pezzini va a girare nel retroporta, cambia tutto con questo retropassaggio per Pesavento che appoggia a Mora sulla destra, poi Pezzini sulla sinistra, in profondità per Pesavento, appoggio a Carrieri, poi ancora nella metà pista difensiva con Pezzini, tiro poi dalla distanza di Mora, respinge con agevolezza Perroni, poi ancora una staffilata da lontano di Lavagetti, neutralizzata con facilità da Thomas Mechini, ma la sirena dice che può chiudersi qui questo primo tempo Pumas Ancora Sarzana, in cui conducono i padroni di casa per 3-1. Noi ci risentiamo fra 10 minuti per la prosecuzione della gara, state con noi.
prezzo del lavoro. È già in ordine. Ben ricollegati per il secondo tempo, Pumas Ancora Sarzana, valido per l'ottava giornata di A2 girone B. Conduce la Pumas per 3-1. C'è stato poi un accorciamento delle distanze da parte del Sarzana negli ultimi minuti del primo tempo. Tutto pronto dunque, la Pumas schiera come starting five per la seconda metà Bigatti, Marchetti, Mora, Pezzini e Mechini. Per il Sarzana Lavagetti, Andrea Perroni, Pistelli, Angeletti e Alessio Perroni in punta. Tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Toti della sezione di Salerno. Pezzini si invola sulla sinistra, sta affilata la sotterra a cercare la deviazione, trova il palo invece, il palo esterno alla destra di Perroni, quindi si parte subito scaldando i motori con questo palo a 3 secondi dall'inizio del match, della ripresa. Mora per Pezzini, ancora Mora nella propria metà pista, di sponda a cercare Bigatti a fondo pista, perde la pallina Bigatti, parte Angeletti, decide poi di ragionare con un retropassaggio per Lavagetti, sta affilata di Lavagetti a cercare Perroni, intuisce tutto Bigatti che imposta per i suoi, cambia tutto per Pezzini sulla destra, Pezzini si accentra, scarica Bigatti sulla sinistra, poi Marchetti, Pezzini nella propria metà pista, cambia tutto per Mora, porta il blocco poi e Mora commette infrazione dei 5 secondi. Trascorso appena un minuto dall'inizio del primo tempo. Perroni sulla battuta. In profondità per Angeletti che risale. C'era poi Perroni in taglio, il tutto solo, ma l'arbitro Toti ferma l'azione. C'è stato uno scontro casuale con Bigatti, probabilmente Perroni Bigatti, se ho ben capito. La pallina era in possesso ovviamente del Sarzana, non c'è fallo, solo uno scorto fortuito. Pistelli in profondità per Perroni che risale, che cambia tutto nella propria metà pista per Angeletti, sta affilata alta di Angeletti da 20 metri, quindi indica l'esatto punto in cui la pallina ha superato l'1,50 l'arbitro. Poi chiede la distanza. Bigatti, Marchetti, ancora Marchetti di sponda per Pezzini a dare respiro alla manovra, filtrante di Pezzini che non va a buon fine, riparte con questo lancio bellissimo di Perroni, però capisce tutto Pezzini, poi scarica Pezzini a Bigatti, recupera la pallina Lavagetti, cambia tutto per Angeletti e poi cerca con un filtrante Perroni, provvidenziale la chiusura di Marchetti. Ottima il gesto difensivo, la prova difensiva di Marchetti in questa occasione. Ancora Marchetti che imposta per i suoi, è pressato da Pistelli, va a girare nel retroporta, poi perde la pallina a favore di Angeletti, la recupera a sua volta mettendosi un po' il fisico, poi Pezzini a campo libero, azione personale di Pezzini respinta, poi Perroni di sponda per Lavagetti si accentra, scarica per Pistelli tutto solo, perde l'attimo Pistelli, si fa guardare la pallina da Bigatti in velocità, Bigatti appoggia Marchetti, poi Mora recupera la pallina Angeletti in profondità per Pistelli, poi ricercato in taglio da Pistelli, perde l'attimo per il tiro passato da Oscar Mora, ottimo il passaggio di Pistelli. Ora Pistelli fa possesso a metà pista, poi cade e Marchetti scarica Mora, forcing di Mora e poi bellissimo il passaggio di Mora sul secondo palo a smarcare Bigatti, che chiude imparabilmente questa azione per il 4-1 per i padroni di casa.
Bellissima triangolazione conclusa da Bigatti. Preciso il passaggio di Mora. Quindi Pumas che allunga nuovamente le distanze, poi Pistelli diagonale agevolmente parato da Mechini, ben posizionato. Marchetti alza la testa in cerca di un compagno libero, lo trova in Bigatti all'angolo, pressato da Lavagetti, poi raddoppiato Bigatti, si impossessa la pallina a Pistelli che poi cade, subisce fallo ed è il quarto fallo per la Pumas. A 4 falli anche il Sarzana. Indica l'esatto punto di battuta l'arbitro Toti. Si riprende dunque con Lavagetti sulla battuta, appoggia Pistelli. Pistelli va in forza sulla sponda sinistra, prestato da Marchetti che recupera la pallina strappandola di prepotenza. Poi c'è una colluttazione con Lavagetti a terra, Lavagetti Bigatti, un rosso, praticamente fallo molto grave, giudicato molto grave e intenzionale da Toti. Onestamente guardavamo da tutt'altra parte in cui si svolgeva l'azione, cioè quando questo scontro Lavagetti Bigatti probabilmente forse una gomitata al costato subito da Lavagetti. C'è rosso per Bigatti, rosso diretto, il della stagione a quanto ne so, e quindi si presenta lo stesso Lavagetti sul dischetto. È stato fermo nella decisione sin da subito l'arbitro Toti e purtroppo tant'è, non ci sono state neanche proteste da parte del giocatore lodigiano Bigatti, quindi decisione accolta comunque dalla panchina. Lavagetti avanza e tiro secco di Lavagetti, risponde Mechini, poi c'è il fischio dell'arbitro, la pallina era rimasta là. C'è la pallina. Tanto Mora sulla battuta, Marchetti Pezzini va nella profondità pista. Pezzini cerca un lancio in profondità ma prende nuovamente nelle parti basse Lavagetti, che ha preso 2 colpi non indifferenti a distanza di 1 minuto. Tanto Pistelli apre per Perroni sulla destra, ancora Pistelli scarica su Lavagetti tutto solo, alza e schiaccia di Lavagetti che non va a buon fine, probabilmente ha scheggiato la traversa, è sembrato da un suono, o forse no, forse sono stato ingannato dalla prospettiva. Ancora tiro di Pistelli respinto con i gambali da Mechini. Superiorità numerica dunque ancora per il Sarzana, tiro di Lavagetti respinto da Pezzini e fallo per trattenuta di Lavagetti.
c'è anche un giallo per Perroni. Warning per Perroni. Sarzana 5 falli, ancora fermo a 4 la Pumas. 19 minuti e 56 secondi alla fine del match. Conduce la Pumas per 4-1. Partita che si è un po' scaldata in questa seconda metà. Mora, Marchetti, arretra Marchetti ed alza la testa, va a girare in retroporta e poi c'è questo lancio di sponda a favore di Mora all'angolo, braccato da Lavagetti. Poi cambia tutto dalla parte opposta per Pezzini. Marchetti perde la pallina a favore di Pistelli. Pistelli alza la testa, guarda se c'è un compagno libero, non lo trova e continua a girare in retroporta, poi scarica Lavagetti. Filtrante di Lavagetti che non va a buon fine, recupera la pallina Marchetti, pressato, appoggia Pistelli sbagliando questo retropassaggio e poi Pistelli buca raso terra Mechini, ingenuo il passaggio di Marchetti che ha scambiato Pistelli letteralmente per un compagno di squadra, fornendo una palla al bacio e mandandolo a testa con Mechini. Poi il raso terra di Pistelli ha siglato il 4-2. Quindi accorcia nuovamente le distanze il Sarzana con Pistelli su questa ingenuità di Marchetti. Elia Cardella intanto in profondità per Pesavento. Pezzini nel retroporta, alza la testa, aspetta la discesa di un compagno, poi si risale di sponda per Cardella. Cardella fa possesso a metà pista, poi appoggia Mora che sbaglia a sua volta l'appoggio. Ora Cardella, Pesavento, si libera di due avversari, alza la testa e poi no look sbagliato a favore di Angeletti. Poi Lavagetti sbaglia il filtrante, riparte Cardella, appoggia Mora, ancora Cardella cambia tutto per Pesavento, poi Pezzini che perde la pallina, interviene Mora, ancora Pezzini testa a testa e cerca di battere Perroni che però non si fa ipnotizzare dalle finte di Pezzini, testa a testa, ghiottissimo, non realizzato. Ancora Pezzini, Cardella, Pesavento sbaglia il controllo Pesavento e poi è costretto a recuperare la pallina nella propria metà pista, poi sbaglia il lancio. Lavagetti sta affilata, respinge ottimamente con i gambali Thomas Mechini con grande elasticità. Pesavento appoggia Pezzini, ancora Pesavento si invola sulla sinistra, carica Pezzini che risale e cambia tutto sulla destra con Mora cerca il forza personale, scarica a Pesavento non ha il pertugio, smarca la posizione centrale Pezzini che poi sbaglia il passaggio, poi testa a testa di Pistelli che prende ancora un suo secondo palo, ghiottissima occasione non realizzata anche per il Sarzana, palo esterno di Pistelli. Mora si invola sulla destra, va a girare nel retroporta, porta pallina e poi appoggia Pesavento, incerto nel controllo, poi sbaglia l'appoggio, tanto Perroni, diagonale, insidiosissimo respinto con il guantone da Mechini, sembrava una parata facile ma decisamente non lo era, grande gesto di Mechini, tanto provvidenziale il recupero di Pesavento che lancia Mora in velocità ma decide di ragionare il cileno, poi Cardella sulla destra, cambia tutto per Mora sulla sinistra, ancora Cardella, intanto c'è un cambio, entra Cardelli al posto di Pezzini,
Primo ingresso questa sera per il numero 8 Cardelli, che riceve ora la pallina e sbaglia l'appoggio in retroporta, capisce tutto Angeletti, porta palla Angeletti, poi la perde la balaustra a favore di Pesavento, che perde l'attimo per concludere. Ancora Cardella si accentra, azione personale, scarico, ma capisce tutto Angeletti, poi decide di ragionare e appoggiare Lavagetti poi in profondità per Perroni, staffilata di Perroni deviata, può ripartire la Pumas con Mora che appoggia per Pesavento, poi ancora Mora sulla sinistra, si accentra, azione personale, non trova il tiro, va a girare la retroporta, trova l'alzo e schiaccia, molto improbabile, poi ancora gestisce la pallina nel retroporta, scarica Cardelli, retropassaggio per Cardella, poi Pesavento appoggia a Cardella, porta il blocco e blocco in movimento a giudizio dell'arbitro da parte di Pesavento, che era riuscito bene, blocco che era riuscito bene, poi c'è stata questa irregolarità a detta dell'arbitro Toti, che poi si produce anche in una warning ai danni di Lavagetti per proteste. 14 minuti e 51 secondi alla fine del match, 5 falli per parte, conduce la Pumas per 4-2, partita agevole, ben gestita dai ragazzi di Mirko Bertolucci, che avevano allungato di 3 lunghezze, poi ha accorciato nel secondo tempo la distanze la formazione sarzanese, ma il risultato sin qui sotto controllo. Quindi c'è anche l'ingresso di Carrieri per la prima volta in questo secondo tempo. Nessuna sostituzione invece nelle fila del Sarzana. Era rimessa in seconda per fallo di squadra per il Sarzana sulla battuta Pistelli che ingenuamente batte e regala la pallina alla Pumas. Carrieri poi è braccato dallo stesso Pistelli. Tanto Cardelli gestisce a metà pista, scarica Mora e cambia tutto per Pesavento, serie di finte, scarico a Carrieri per Mora ancora sulla sinistra, appoggia a Cardelli, poi cambia tutto sulla destra, ancora Pesavento per Mora in profondità per Cardelli cerca di entrare nelle maglie della difesa sarzanese, recupera la pallina intanto Carrieri, ragiona Carrieri, poi tira e poi in seconda istanza sulla ribattuta della balaustra tenta una battuta a rete Mora, pallina deviata. La rimessa di seconda per il Sarzana, Perroni per Pistelli, apre per Angeletti sulla sinistra, forcing di Angeletti sulla sponda sinistra, poi si ferma e decide di ragionare, retropassaggio per Perroni a posizione centrale, serie di finte e poi staffilata, deviata. Stesso Perroni sulla battuta, tocca la pelina per Angeletti, poi il retropassaggio di Angeletti per Pistelli che ha difficoltà nel controllo, poi una mezza papera ha rischiato qua Mechini, la pallina si era impennata e miracolosamente non è finita a rete, un po' preso in controtempo Mechini da questa staffilata dalla distanza.
che poteva costare cara. Pesavento gestisce la pallina sulla destra, poi si accentra, scarica a Mora, ancora Pesavento, Carrieri, Mora, serie di finte, poi appoggia ancora Carrieri sulla sponda sinistra, Carrieri risale, scambia con Pesavento sulla destra, poi si incrocia con Carrieri, appoggia Cardelli, Mora sulla destra, Carrieri in profondità per Mora per Cardelli che poi risale con questo passaggio su Mora, scade il tempo, bisogna andare al tiro, staffilata potentissima, respinge Perroni, tanto Pistelli tenta questo rasoterra insidioso, c'era anche pronto Perroni sulla ribattuta ma Mechini ha fatto buona guardia, poi forcing in attacco di Mora che non riesce a concludere fra diversi avversari sarzanesi, si libera poi con questo bellissimo passaggio per Carrieri, ancora Carrieri, appoggia a Mora, viene sostituito intanto Mora, Cardella e l'ingresso è di Cardella, poi ancora Carrieri, azione sterile, non trova la via della porta la Pumas, sono già diverse azioni che va al tiro con forzature dell'ultimo secondo, tanto anticipo di Cardella, cambia tutto per Carrieri sulla destra, poi ancora Cardella, Pesavento, Cardella nella propria metà pista, è alta la difesa sarzanese che tiene lontano dalla porta i propri avversari, tanto Carrieri scambia con Cardelli in discesa verso la porta, poi scivola Lavagetti a favore di Carrieri, poi questo disimpegno sul secondo palo di Pesavento smarca Cardella che buca un incolpevole Alessio Perroni, bellissima triangolazione viareggina con questo filtrante sul secondo palo che taglia tutta l'area e poi finisce sulla stecca di Cardelli che batte Perroni per il 5-2 a 10 minuti e 50 secondi dalla fine del match. Tanto Carrieri sulla sinistra come un missile, si ferma, ragiona, ci sta all'appoggio nel retroporta per Pesavento per Cardella nella propria metà pista, sfrutta il blocco Cardella, ha il tiro, lo trova di una trentina di centimetri al lato, il potentissimo diagonale di Cardella, poi Pistelli lotta la balaustra, gira nel retroporta e poi si ferma, decide di ragionare e lancia in contropiede il neoentrato con il numero 8 Andreani, che non va a fine tanto di Carrieri, recupera lo stesso Andreani, scivola Perroni, Pesavento imposta per i suoi ed apre per Cardella che si ferma e ragiona, ancora Pesavento, Cardella sulla sinistra, lancia in profondità a Carrieri serve ancora Cardella, poi di sponda per Elia Cardella che sfrutta il blocco e poi sbaglia il passaggio tu per tu di Pistelli che ancora una volta dopo poco dalla segnatura della Pumas punisce i padroni di casa per il 5-3. È già la seconda volta che all'allungamento delle distanze da parte della Pumas corrisponde le conclusioni di Pistelli a riaccorciare le distanze, quindi tiene viva la partita comunque Pistelli con questa terza rete del Sarzana a 9 minuti e 30 secondi dalla fine del match. Carrieri fa possesso alla balaustra, poi di sponda per Pesavento,
giravolta di Pesavento e poi smarca Carrieri a centropista e perde l'attimo per il tiro. Carrieri, ancora Pesavento, si accentra, carica a Cardella, poi Carrieri appoggia ancora a Cardella. Pesavento, serie di finte, sta affilata la distanza, deviazione di Carrieri, riparte Angeletti che si invola sulla sinistra, poi scarica ma provvidenziale il recupero di Cardella, poi Cardelli decide di ragionare, non forzare, appoggia dunque al compagno Pesavento nella prima metà pista, poi Cardella gira tutto perché lo stesso Cardelli sulla destra, Carrieri nel retroportas, disimpegna su Cardella, ancora Elia Cardella, appoggia a Carrieri, Carrieri va nel retroporta, poi si ferma, appoggia a Cardella, retropassaggio per Marchetti che gira tutto per Pesavento. Siamo allo scadere dei secondi di possesso e poi c'è questo bellissimo assist, anche se un po' velleitario perché Carrieri era prestatissimo da Perroni, comunque buona l'idea. Tanto raso terra, sta affilata, tiro strusciato di Cardella, risponde Perroni. Tanto finta di Cardelli, poi tiro a cui si oppone con i gambali Perroni. Molto sicuro nell'uscita in questa occasione Perroni. Poi sarebbe il fratello di Andrea, lui si chiama Alessio, è portiere più giovane se non erro della famiglia Perroni. Tanto Pistelli, tiro in girata, respinge Mechini, poi Angeletti in seconda istanza trova la traversa a portiere battuto, poteva costare il 5-4. È viva ancora la formazione del Sarzana là davanti. Tanto lancio in profondità per Cardelli, poi passaggio deviato, recupera la pallina Pistelli, sbaglia il no look Pistelli a favore di Carrieri che va testa a testa e poi non riesce a chiudere l'ultimo gancio, non riesce a chiudere il gancio, aveva fatto tutto bene alla corte di Perroni. Raso terra intanto di Andrea, respinto, poi Pistelli discende portentosamente nella propria metà pista e va all'angolo a fare possesso. Appoggia Angeletti, filtrante tra l'area alla parte opposta per Perroni, sta affilata deviata, riparte Carrieri che va a testa e poi è sgambettato, sembrava con una certa vistosità da Perroni, questo sembrava uno sgambetto, c'era praticamente un blu con rigore, era evidente lo sgambetto su Carrieri, si lamenta Mirko Bertolucci giustamente dalla panchina. Tanto Pesavento appoggia al nuovo entrato Marchetti, anzi scusate, poi Carrieri per Pesavento sulla destra, centra Pesavento, appoggia Marchetti, poi sbaglia l'appoggio Marchetti e propizia questo contropiede non realizzato da Angeletti, ma molto pericolosa l'incursione di Angeletti a cui si è opposto in distensione Thomas Mechini. Ancora serie di finte con grande classe Pesavento, disimpegna su Marchetti. Ancora Pesavento, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cardelli. Cardelli si invola sulla sinistra, ha spazio e cerca di beffare dalla parte della stecca Perroni, per un non nulla riesce a deviare la pallina Perroni. Ottima dunque l'incursione di Cardelli. Pistelli sulla destra, passaggio no look dove nessuno dei suoi si fa trovare, recupera la pallina a Carrieri che poi subisce fallo ed è il sesto fallo del Sarzana, fermo ancora 5 falli la Pumas a 4 minuti e 39 secondi alla fine del match, risultato di 5-3. Allora, munizione, warning a Bertolucci. Intanto c'è un warning per mister Bertolucci per proteste.
partita comunque ancora viva ed aperta con queste ultime due rete di Pistelli, che ha risposto punto su punto alle avanzate all'allungamento delle distanze da parte della Pumas, e ha tenuto comunque aperto il match. 4 minuti e 39 secondi sono ancora molti. È opportuno gestire con tranquillità e cercare di non prestare il fianco a pericolosi contropiedi, come è avvenuto nelle ultime due reti del Sarzana. Immagino quindi che Mirko Bertolucci chiederà una gestione morigerata della pallina, senza troppe forzature, sul filo dei 45 secondi, e tiri a colpo sicuro. Cardelli lancia in profondità a Carrieri in taglio ancora per Pezzini, piedi a papera per Pezzini, aveva fatto tutto bene ma non aggancia la pallina per concludere la rete. Era tutto solo, ci si poteva aspettare qualcosa di meglio da questa discesa. Intanto recupera la pallina Pezzini, appoggia Carrieri a 2 contro 2, perde l'attimo Carrieri per battere la rete, si riparte con Marchetti dalla destra, dalla sponda destra, poi cambia tutto sulla sinistra per Cardelli, si accentra Cardelli, poi ancora Marchetti sulla sinistra, porta il blocco Pezzini, ma non lo sfrutta Marchetti, poi lob a favore di Carrieri, poi subisce fallo Marchetti. Cardelli per Marchetti, pressato alla balaustra da Pistelli, ancora Marchetti lotta, ma poi la pallina finisce sulle stecche di Lavagetti, pressato a sua volta dallo stesso Marchetti, poi Pistelli di sponda per Peroni che scivola. Si riparte dunque con Thomas Mechini che lascia la pallina al compagno Pezzini si invola sulla sinistra, dietro schiena, e poi serie di finte, va a girare retroporta, ha perso l'attimo per il tiro, ma era difficile in quella condizione. Poi si lotta all'angolo, è rimesso in seconda per il Sarzana. La pallina era in movimento ed indica l'esatto punto di battuta, che è il vertice basso dell'area di rigore. L'arbitro fa dunque ribattere la pallina al vertice basso. Perroni per Angeletti che imposta per i suoi, alza la testa Angeletti, filtrante per Pistelli all'angolo, chiuso da Mora. Mora copre la pallina, scarica da Angeletti che aggancia ma poi la perde. Ma Carrieri alza la testa, guarda se ci sta il passaggio a centro area, poi serve Pezzini, tanto Marchetti in profondità per Mora, ancora Carrieri, c'è un fallo poi subito dallo stesso Carrieri evidentemente. Dalla panchina si chiede un fallo supplementare per perdita di tempo, è l'8º fallo per il Sarzana, a 5 falli ancora la Pumas. Marchetti risale, va sulla sponda sinistra in forcing, chiuso all'angolo, perde la pallina a favore di Lavagetti che gira tutto per Perroni, poi ancora Lavagetti dalla parte opposta, prosegue, interdetto ottimamente da Mora che poi scarica Pezzini scende ma perde la pallina e commette fallo, il 6º per la Pumas. Staffilata deviata di Lavagetti, Carrieri, poi c'è questo fallo su Carrieri, fallo di squadra.
1 minuto e 57 secondi alla fine del match, 5-3 per la Pumas, ma partita ancora tutta da vincere. Tanto forcing di Pistelli, che poi riesce ad andare al tiro e spinge con la pettorina Mechini, e poi in seconda istanza, per le fortune della Pumas, non batte a rete. Pistelli non è riuscito a chiudere a rete a portiere battuto, quindi un treno Pistelli in questa occasione. Poi rasoterra respinto da Mechini, ancora poi sul primo palo chiude su Lavagetti, poi richiude aveva già chiuso prima su Angeletti. Poi c'è questo fallo che porta al 10° la Pumas, che porta al 10° anzi il Sarzana. Elia Cardella sulla battuta, c'è l'occasione per chiudere, mettere definitivamente al sicuro il risultato. Manca 1 minuto e 36 secondi alla fine. Cardella dotato di un grande tiro dalla distanza, staffilata potente, rasoterra, poi in seconda battuta spara alto, probabilmente complice una deviazione avversaria. Parte Perroni, poi lancia in profondità, ma nessuno dei suoi si fa trovare sulla linea di tiro. Tanto deve sistemarsi e pulire l'attrezzatura Thomas Mechini. Procede la pulizia della visiera. Pistelli sulla battuta, pronto a ricevere Angeletti, che poi risale, si accentra, cerca il forcing personale e poi Pizzini in tuffo riesce a interdirlo. Ancora il forcing di 2 vergini sulla pallina, ma ancora in possesso della pallina il Sarzana. Lavagetti, staffilata dalla distanza, deviata con il pattino da Carrieri. La pallina era andata fuori, poi staffilata dalla distanza di Perroni. Fasi concitate, ci si lamentava per il tiro improvviso a gioco fermo di Perroni, comprensibile del resto. Pallina alta ancora con questa staffilata di Perroni. Fa ribattere la pallina dal punto in cui era avvenuto il tiro. A me risultava che il punto di battuta dovesse essere dove la pallina supera l'1,50 e non da dove parte il tiro. Però tant'è, tutta la serata che l'arbitro Toti prende questo tipo di decisioni, facendo battere l'infrazione di 1,50 dal punto in cui parte il tiro e non dal punto in cui la pallina supera l'altezza consentita. Probabilmente devo andare a rileggermi il regolamento. 25 secondi alla fine. Baraonda la balaustra fra Pistelli e Marchetti. Marchetti si invola sulla destra, marca Carrieri in profondità. Carrieri gioca di sponda per Marchetti, poi ancora Carrieri per Pezzini, scappa per la pista la Pumas ottimamente, e la scena
sancisce la fine di questa ottava giornata Pumas Sarzana, chiusasi con una vittoria della Pumas per 5-3, partita ben gestita dalla Pumas, sempre in vantaggio e nulla da dire, una prestazione in cui comunque negli ultimi minuti si era fatta sotto pericolosamente il Sarzana di 2 lunghezze, ma non è riuscita a dare la zampata per impensierire più di tanto i ragazzi di Mirko Bertolucci. Quindi ora terzo tempo fra i giocatori delle rispettive squadre e saluti di rito. Partita comunque ben disputata dalla Pumas, risultato mai in discussione, e reti anche di ottima fattura su azioni veloci e triangolazioni che si sono concluse spesso con conclusioni sul secondo palo veramente pregevoli. Gli ultimi saluti che si concludono appunto con un tributo dei rispettivi giocatori alla gradinata. E con questo ultimo saluto alla gradinata può chiudersi qua questo Pumas Sarzana, ottava giornata, 5-3. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Ci risentiamo per la prossima partita casalinga della Pumas.